Anche in Veneto, giovedì 31 ottobre, il mese si chiude con una intera giornata di sciopero nazionale in tutto il comparto della scuola. Lo sciopero in tutti i distretti provinciali del Veneto come forma di protesta contro i tagli agli organici di quasi 8.000 persone tra docenti e ATA e le briciole in busta paga dell'ultima legge di bilancio, così il sindacato. Quindi solo se lavorerai di più di quanto fai, probabilmente per l'offerta formativa che darai ci sarà a disposizione un fondo dove il 0,22% sarà dato. Guardate, noi ci troveremo a gennaio 30 euro medi netti in busta paga in più per un contratto che è scaduto. A incrociare le braccia sarà tutto il personale del comparto istruzione e ricerca, cioè i settori scuola e università. Se noi pensiamo alle università, quello che hanno subito anche in questa legge di bilancio un taglio netto del 5%, alcune piccole università chiuderanno. E così ricerca, docenti, AFAM e ANINSEI. Aninsei, che ha come riferimento un'industria, Confindustria, che rispetto a qualsiasi altro contratto di riferimento che risponde alle scuole materne prende 350 euro in meno. Nella nuova legge di bilancio del governo Meloni non soltanto è risolta la questione precari, ora gli uni contro gli altri, ma vergognosa la situazione degli insegnanti di sostegno, prosegue il sindacato. Parliamo di circa il 50% di personale attualmente precario, quindi parliamo del personale che ha a che fare con i ragazzi e quindi gli studenti più fragili che hanno bisogno invece di un aiuto costante. Chiamato allo sciopero anche il personale ATA, cioè tecnico amministrativo. Io spero che in tanti si partecipi, so qual è il peso economico di partecipare a uno sciopero, so qual è la stanchezza dei lavoratori ogni volta che dicono lo sciopero non serve a niente, lo sciopero serve, è importante, serve che siamo in tanti, serve che partecipiamo possibilmente tutti.